Benvenuti a Oltre il mistero. Un saluto a chi ci ascolta. Ciao e un grande saluto a tutti. Allora, oggi vi chiedo di fare un piccolo sforzo di immaginazione. Provate a visualizzare questa scena molto specifica. Siete fuori casa e vedete un oggetto massiccio, enorme. Mhm. Cioè, parliamo di qualcosa grande quanto un intero treno merci. Oppure, sai, un campo da calcio. Sì, una struttura imponente. Esatto. E questo coso scivola a pochissimi metri sopra i tetti delle case. È talmente grande e vola così basso che oscura letteralmente le stelle nel cielo notturno. Ma, e qui viene il bello, c'è un dettaglio che insomma gela il sangue. Il rumore, o meglio, l'assenza di rumore. Precisamente. Sfida ogni logica, perché non emette il minimo suono. Nessun rombo di motori, nessuno spostamento d'aria. Solo un silenzio assoluto. Che è davvero la cosa più controintuitiva in assoluto per un velivolo di quella stazza. Esatto. Voglio dire, questa non è la trama di un film di fantascienza da 2 soldi. È il punto di partenza della nostra indagine di oggi. Un'indagine che si basa su dati molto concreti, giusto? Assolutamente sì. Poggia su una serie di documenti ufficiali, tracciati militari e rapporti di polizia che provengono proprio dal cuore dell'Europa. Siamo a cavallo tra la fine del 1989 e l'inizio del 90. Certo, la famosa ondata belga. Proprio lei! E ci tengo a precisare che l'obiettivo della nostra analisi non è assolutamente cavalcare il sensazionalismo. Vogliamo estrarre i fatti concreti da questi materiali. Sì, per capire le dinamiche reali senza perdersi in speculazioni, insomma. Chiaro? Vogliamo capire come un singolo evento, o meglio, una sequenza di eventi, abbia potuto coinvolgere in modo così capillare i civili, le forze dell'ordine e, udite udite, l'aviazione militare belga. Che poi è il motivo per cui questo caso è così studiato. Ha generato un livello di documentazione strumentale che ha davvero rarissimi eguali nella storia contemporanea. Vero, cioè questo caso si distacca completamente dai classici raccontini isolati. Assolutamente. Il livello di complessità documentale qui è, direi, fuori dal comune. Quando si affrontano queste tematiche, il materiale a disposizione è quasi sempre aneddotico. Del tipo, ho visto una luce strana nel cielo, no? Esattamente, il classico individuo solo nel cuore della notte. Invece, in questo scenario specifico, la vera anomalia è un'altra. È la sovrapposizione tra testimonianze visive umane e tracciamenti radar militari di altissima precisione. Quindi sensori umani e sensori elettronici che dicono la stessa cosa. Sì, è l'incrocio di questi dati a trasformare la vicenda in un rompicapo analitico formidabile, al punto da costringere le istituzioni governative a prendere una posizione pubblica, una cosa direi quasi senza precedenti. Caspita. Ma per comprendere la portata reale di questa storia, secondo me dobbiamo partire dal basso, cioè dal livello del suolo. Mhm. Lontano dalle stanze dei bottoni dei generali. Esatto. Siamo in una fredda sera d'autunno, per la precisione il 29 novembre 89. Ci troviamo nella zona di Eupen, una cittadina belga, sai, proprio a ridosso del confine tedesco. Certo, una zona tranquilla di solito. E invece quella sera i centralini della gendarmeria locale impazziscono. Vengono letteralmente inondati di chiamate. Cittadini spaventati, confusi, che non sanno proprio come descrivere ciò che stanno vedendo. E la cosa davvero sbalorditiva è la coerenza chirurgica di queste descrizioni. Vero, c'è moltissime persone che sono in luoghi diversi e non comunicano tra loro, riferiscono la stessa identica cosa. Sì, descrivono la presenza di enormi oggetti triangolari nel cielo. Un triangolo, non il classico disco. Esatto, una struttura massiccia a forma di triangolo isoscele. E i testimoni convergono su dettagli morfologici estremamente specifici. Parlano di 3 fari bianchi di intensità abbagliante ai vertici. E c'era un'altra luce, giusto? Sì, una quarta luce centrale. Viene spesso descritta come un nucleo rosso e pulsante. Wow, immagino la scena. Deve essere stata inquietante. Molto. E oltre alla forma, a sconcertare chi guardava era la cinematica del volo. Cioè, come si muoveva. Azionava a mezz'aria come sospeso nel vuoto per interi minuti. E poi? Poi accelerava all'istante verso l'orizzonte. Una progressione dinamica che appare totalmente incompatibile con le leggi dell'aerodinamica convenzionale. E qui torniamo al fattore chiave, quello che domina ogni singolo rapporto ufficiale. Non riguarda la vista, ma l'udito. Il famoso silenzio. Il silenzio, sì.
È un elemento su cui dobbiamo assolutamente soffermarci per contestualizzare la cosa. Certo, siamo in un periodo storico particolare. Siamo in Europa, alla fine della Guerra Fredda. Le tensioni c'erano. Il rumore dei jet militari o degli elicotteri, insomma, era un suono che la gente conosceva bene. Sì, chiunque sapeva riconoscere il boato lacerante di un caccia. O il frastuono dei rotori di un elicottero. E poi, parliamoci chiaro, anche solo l'attrito di una massa metallica gigantesca che fende l'aria, a bassa quota, dovrebbe generare un fruscio imponente. Un rumore aerodinamico notevole, sì. Invece questo oggetto si muoveva a rasoterra nel silenzio più totale. Viene naturale chiedersi come si fa a ipotizzare che centinaia di testimoni indipendenti abbiano una specie di allucinazione di massa sulla totale assenza di rumore. È un dettaglio profondamente controintuitivo. Esatto, cioè se una persona si vuole inventare una storia su una navicella minacciosa, di solito ci aggiunge un suono terrificante, no? Sì, un ronzio elettrico, un boato, non certo il vuoto acustico. Dal punto di vista della validazione dei dati, credo che questo dia un peso enorme ai racconti. Un peso specifico enorme, assolutamente. Perché non stiamo discutendo di un bagliore indefinito all'orizzonte o, che ne so, di un riflesso interpretato male. Pazzesco. Ma c'è un altro pilastro in questa indagine e riguarda il profilo dei testimoni. Il chi stava guardando. L'insolito non è solo la natura del fenomeno, ma le qualifiche professionali di chi stava compilando i rapporti. Perché nei registri non ci sono solo i passanti o la gente a spasso col cane. No, molte delle segnalazioni più dettagliate del 29 novembre e anche dei mesi a seguire portano la firma di agenti di polizia in servizio. Gendarmi addestrati. Mezzi civili. Cioè, se un professionista in divisa regge un rapporto ufficiale su un'anomalia aerea, l'evento, insomma, travalica il confine della cronaca locale. Diventa una questione istituzionale impossibile da ignorare. E infatti questa base di testimonianze ha generato una risonanza mediatica nazionale senza precedenti. Nei mesi successivi si è arrivati a contare migliaia di segnalazioni in tutto Belgio. Si era sviluppato un clima collettivo davvero teso, un misto di aspettativa e timore. Però la reazione delle autorità è stata, forse la cosa più anomala, specialmente se pensiamo al tipico riserbo militare di quegli anni. Sì, l'aeronautica belga, e in particolare il generale Wilfred de Brouwer, scelse una linea di trasparenza totale. Una decisione che non ha quasi paragoni e che ha permesso l'accesso ai documenti che stiamo analizzando oggi. Certo, però ha anche innescato una dinamica complessa. Sì, perché quando le istituzioni confermano che c'è qualcosa nei cieli e i telegiornali non parlano d'altro, scatta un meccanismo psicologico. Quello che in sociologia chiamiamo effetto di amplificazione. Spiegaci un po' come funziona in pratica. Allora, nel momento in cui i media mantengono i riflettori puntati costantemente su un'anomalia, l'attenzione del pubblico raggiunge livelli di guardia. E la gente inizia a guardare in su. Esatto. Le persone iniziano a scrutare il cielo notturno con un'aspettativa preconcetta. Cercano attivamente il mistero. Quindi vedono cose che in realtà non ci sono. O meglio, il rumore di fondo dei dati aumenta a dismisura. Si genera una vera e propria valanga di falsi positivi. Venere, le luci di atterraggio dei voli commerciali, i fari antinebbia, persino formazioni nuvolose particolari. Vengono tutti interpretati erroneamente come velivoli triangolari. Perché la mente umana tende a riconoscere schemi familiari, giusto? Sì, piega la percezione visiva alla narrativa dominante del momento. Ok, però fermiamoci un attimo e spacchettiamo questo concetto perché è fondamentale. È proprio qui che si gioca la partita tra scetticismo e indagine seria. Dimmi. La psicologia delle folle e la suggestione collettiva sono dinamiche reali, non c'è dubbio. Ma non possiamo usare l'isteria di massa come scusa per nascondere tutto sotto il tappeto. No, certo che no. Cioè, possiamo attribuire migliaia di segnalazioni tardive a errori, ma questa spiegazione non regge di fronte al nucleo originario degli eventi. Non spiega i gendarmi di Eupen. Sono assolutamente d'accordo. La suggestione ha bisogno di una scintilla iniziale. Esatto. E quella scintilla non puoi liquidarla dicendo che centinaia di persone la stessa identica sera hanno dimenticato improvvisamente l'aspetto di un elicottero. Infatti l'analisi dell'amplificazione sociologica serve proprio a filtrare il rumore per isolare il segnale genuino. Scremare i falsi allarmi, insomma. Esattamente.
E farlo non invalida affatto la solidità degli eventi originali documentati dai professionisti. Anzi, secondo me ne fa emergere la natura peculiare. Anche perché poi la pressione del pubblico ha costretto i militari a intervenire attivamente. I militari non potevano più limitarsi a leggere rapporti cartacei, dovevano usare la loro strumentazione pesante. E qui la nostra narrazione arriva al clou. La notte più documentata dell'intera vicenda. La notte tra il 30 e il 31 marzo del 90. Una data cruciale. Qui non si parla più di gente col naso all'insù. I radar terrestri del sistema di difesa della NATO iniziano a registrare bersagli non identificati. E ricordiamo che erano radar progettati per rilevare stormi di bombardieri. Esatto, roba seria. Questi bersagli compiono manovre anomale. Scatta l'allerta massima. Il comando militare ordina il decollo su allarme, il famoso scramble. Partono 2 cacce F-16. Sì, 2 jet si alzano in volo nella notte, dotati della migliore tecnologia radar disponibile in quel periodo. E qui c'è un dettaglio fondamentale che molti trascurano. Il fatto che i piloti non hanno mai visto nulla a occhio nudo. Esattamente. Nessun contatto visivo, niente faccia a faccia con un disco volante illuminato. Tutta l'interazione è avvenuta esclusivamente sui monitor di bordo. Sui fosfori verdi degli strumenti. È una cosa pazzesca. E questa natura puramente strumentale è vitale per la nostra analisi. I radar degli F-16 sono macchine sofisticate che calcolano la posizione e la velocità di un bersaglio. Sfruttando le onde riflesse, no? Sì. I 2 caccia tentarono ripetutamente di intercettare l'anomalia. I dati confermano diversi low-con. Cioè quando il computer aggancia il bersaglio. Esatto, quando lo considera un oggetto solido e lo traccia. Ma ogni volta che l'aggancio sembrava stabilizzato, l'anomalia eseguiva manovre evasive violentissime. Rompendo il tracciamento in frazioni di secondo. E i parametri registrati in quei momenti rasentano letteralmente l'impossibile. Sì, sfidano la fisica. Qui la fisica va letteralmente in frantumi. I dati hanno registrato una discesa verticale da 10.000 a 500 piedi di quota in una manciata di secondi. Qualsiasi essere umano sottoposto a una forza G del genere verrebbe schiacciato, perderebbe coscienza e subirebbe traumi letali in un attimo. Ma il problema non è solo biologico, è anche metallurgico. Spiegati meglio. L'attrito e lo stress aerodinamico generati da una caduta così estrema, in un punto dell'atmosfera dove l'aria è molto densa, smantellerebbero un aereo. Le ali si staccherebbero praticamente. Letteralmente, a pezzi. Quindi, se escludiamo piloti umani e materiali convenzionali, sorge una bella domanda. Cosa diamine stavano rincorrendo quei missili elettronici? Per rispondere razionalmente, dobbiamo vagliare le ipotesi tecnologiche dell'epoca, escludendo le derive fantascientifiche. Ok, contestualizziamo. Siamo nel 90. La cortina di ferro sta crollando, ma l'Europa è ancora un'area ad altissima tensione. Il Belgio ospita la NATO. I cieli erano ipersorvegliati. Quindi i militari presero la cosa sul serio, perché una violazione dello spazio aereo era inaccettabile. Una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale, assolutamente. C'è una teoria molto gettonata. Molti all'inizio pensarono ai progetti segreti americani, tipo il bombardiere stealth, l'F-117. Sì, l'ipotesi dei prototipi stealth americani mantenne una forte popolarità per un bel po'. Soprattutto per via della forma triangolo, no? Certo, la geometria coincideva. Però se analizzi a fondo la questione strategica, l'ipotesi crolla miseramente. Perché? Pensa al valore di un velivolo del genere. Centinaia di milioni di dollari. Sottoporlo a test prolungati per mesi sopra centri abitati europei densamente popolati. Sfidando apertamente i radar degli alleati, tra l'altro. Sarebbe stato un azzardo politico e militare incomprensibile. E poi c'è un problema tecnico insormontabile. Quale? Il profilo di volo. Gli aerei stealth erano progettati per assorbire le onde radar e viaggiare nell'ombra. Questo oggetto, invece, generava echi radar fortissimi. Ah, è vero. Veniva tracciato dai caccia. Non solo, stazionava a bassa quota, illuminando a giorno il paesaggio con fari potentissimi. L'esatto opposto di un velivolo spia. Ok, questo ha senso. Quindi, se scartiamo i programmi segreti, ci resta un'altra strada da esplorare. I limiti della strumentazione. Il campo dell'inganno elettronico. Cioè, se il profilo di volo sfugge alle leggi fisiche, forse la fisica non c'entra. Potrebbe trattarsi di un'allucinazione dei radar. È un'ipotesi tecnicamente molto solida. Si chiamano anomalie di propagazione radar o fenomeni di spoofing. E come funziona esattamente? Dobbiamo ricordare che un radar non possiede occhi
Emette impulsi elettromagnetici e il computer interpreta l'energia che rimbalza indietro. Calcola la distanza. Esatto. Ma condizioni meteo particolari, come forti inversioni termiche, possono piegare queste onde. Inversioni termiche, cioè quando l'aria fredda rimane intrappolata sotto quella calda. Sì, le onde radar dirette verso l'alto si piegano, colpiscono il terreno o delle strutture industriali e rimbalzano indietro verso il caccia. E il computer di bordo crede che sia un aereo. Il computer lo interpreta come un bersaglio solido in rapido movimento, elaborando altezze e velocità del tutto fittizie. Ho capito. Per fare un paragone semplice, è come quando in estate vediamo una pozza d'acqua sull'asfalto rovente, ma in realtà è solo un miraggio. Una vera e propria allucinazione elettromagnetica. Perfetto. Questa teoria dell'illusione radar spiegherebbe perfettamente quella discesa assurda da 10.000 piedi. Nessun metallo si disintegra perché, non c'è nessun metallo che cade, è solo un'onda. Esatto, e c'è un grande ma, qui ci scontriamo con il vero paradosso di questa ondata. Mettiamo in fila i pezzi, vai. Se fosse solo un problema di un radar a terra, parleremmo di difetto di calibrazione. Se fosse solo l'F-16, daremmo la colpa all'inversione termica. Ma quella notte abbiamo radar terrestri indipendenti, 2 caccia in movimento e la polizia a terra. Tutti puntati sullo stesso identico pezzo di cielo. Esattamente. Convergono simultaneamente sullo stesso quadrante spaziale. Cioè, è un po' come se 3 persone bendate in 3 città diverse avessero la stessa identica allucinazione nello stesso millesimo di secondo. La probabilità statistica è praticamente nulla. L'allineamento simultaneo di sensori così diversi rende la teoria dell'inversione termica insufficiente per chiudere il caso. E mentre i militari cercavano di capirci qualcosa tra questi tracciati, il pubblico voleva delle risposte, voleva vedere qualcosa. E come sappiamo, la natura aborre il vuoto. Ed è qui che la percezione storica dell'evento si è incrinata pesantemente. Parliamo dell'apparizione della famosa prova fotografica. La fotografia di Petit-Réchamp. Una foto nitidissima, una sagoma triangolare scura, contro il cielo, con le famose 3 luci. Per anni è stata considerata il santo graal degli appassionati. Finché, molti decenni dopo, l'autore ha confessato Che era un falso totale. un modellino di polistirolo appeso a dei fili con delle lampadine. L'impatto di questa roba sull'integrità del caso è stato devastante. Sicuramente, i detrattori hanno usato una logica molto sbrigativa. Se la foto simbolo è falsa, allora tutta la storia è una farsa. Ma è una deduzione sbagliata, giusto? È una severa fallacia metodologica. Un individuo che cerca celebrità falsificando una foto non ha alcun potere retroattivo sui radar. Certo. Il modellino di polistirolo non cancella matematicamente i dati cinematici estratti dagli F-16, né invalida l'addestramento dei gendarmi di 6 mesi prima. Sono d'accordo. Questi falsari sono degli opportunisti. Sfruttano la scia di un evento reale per far notizia, ma non sono loro a generare l'evento. Però il danno all'indagine resta evidente. L'opinione pubblica si polarizza e la vicenda scivola in un'ambiguità irrisolta. E proprio questa ambiguità è l'eredità più forte del dossier. Siamo in un vicolo cieco. Da una parte non c'è una prova definitiva di veicoli extraterrestri, dall'altra le spiegazioni convenzionali non riescono a coprire tutti i fatti. E sai cos'è interessante? Il parallelismo con vicende molto più recenti. Tipo il caso della Marina americana nel 2004, quello del Tic Tac. Esatto, i video desegretati dal Pentagono. Lì il dibattito analitico si è allontanato dallo stereotipo dell'astronave aliena. Mostrano questi oggetti che si fermano a mezz'aria e poi schizzano via. Sembra la stessa identica cosa. Il nucleo del problema è lo stesso. È l'attrito tra i sensori più sofisticati del pianeta e anomalie che si rifiutano di rientrare nei modelli fisici standard. Quindi qual è la verità sull'ondata belga, secondo te? Probabilmente risiede in una complessa zona d'ombra, un mix caotico di errori umani di percezione, condizioni meteo rare e limiti degli strumenti, senza escludere che una minuscola percentuale di quei dati rappresenti fenomeni genuinamente inesplorati. Insomma, tirando le somme di tutta questa incredibile documentazione, togliendo di mezzo le fantasticherie sui marziani, lo scenario rimane profondamente inquietante. Inquietante, sì, perché ci fa sentire vulnerabili. Pensa a questo. Nel cuore dell'Europa, la NATO e i suoi migliori piloti si sono trovati a brancolare nel buio più totale.
inseguivano fantasmi elettronici o qualcosa di totalmente sconosciuto, senza sapere come gestirlo. Intercettori da milioni di dollari, impotenti contro bersagli che violavano la fisica. E i piloti, dentro gli abitacoli, guardavano i radar impazzire mentre i loro occhi non vedevano assolutamente niente. Una vera cecità strumentale. Ed è proprio su questo concetto di fiducia cieca nei sensori che vorrei lanciare una riflessione finale. Prego. Negli anni 90, quella tecnologia militare era considerata infallibile, eppure ha generato un caos del genere. Oggi siamo immersi nell'era dell'intelligenza artificiale. Che gestisce flussi di dati enormi. Esatto. E quando le reti neurali e i sistemi d'arma autonomi scruteranno i cieli e incroceranno queste stesse anomalie, cosa succederà? È una bella domanda. L'intelligenza artificiale li considererà dei banali bug di sistema, nascondendoli per sempre agli occhi umani. Oppure la sua precisione sovraumana scoverà ancora più fantasmi, spalancando le porte su un mistero immenso. È uno scenario affascinante su cui fare mente locale. Direi proprio di sì. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questa indagine. Alla prossima!